Di recente è stato con noi il nostro amico Mauro Caldana. Mauro è un formidabile conoscitore di animali e piante terrestri, nonché uno strenuo difensore della fauna selvatica. Però non aveva mai osservato i delfini in mare. Così abbiamo deciso di portarlo in barca con noi. Avere a bordo una persona che capisce e condivide la nostra passione è stato veramente fantastico. Sono Mauro Caldana, sono un appassionato naturalista, friulano. Oggi per me la giornata è stata straordinaria. Per la prima volta ho vissuto una giornata di mare vero, uscita in barca, al largo, e soprattutto mi sono goduto i delfini, i tursiopi. Una giornata veramente entusiasmante, vedere questi animali dal vero, grandi, saltatori, abilissimi nel nuotare, compaiono, scompaiono e poi quando compaiono senti questo soffio che testimonia il loro modo di respirare, sono mammiferi. Un'esperienza veramente straordinaria. Siamo partiti con il buio, è stato emozionante come quando stai per involarti e vedi l'aereo che prende il volo. È stata un'esperienza del genere. Siamo partiti dalla laguna, sui canali, ci siamo portati verso il mare aperto, con attenzione, anche perché ci sono dei pericoli sempre incombenti, e una volta in mare è arrivata l'alba, è stata un'emozione forte. E poi sono arrivati i delfini, non li avevo mai visti così in vita mia, saltare, nuotare entrando e uscendo dall'acqua, ascoltare il loro respiro, il loro soffio, è stata veramente un'emozione notevole. Un aspetto interessante che mi ha colpito oggi in questa giornata di mare, con i delfini, con i torsiopi, è stata l'assiduità, la costanza, la pazienza dei ricercatori che devono raccogliere tantissimi dati, metterli insieme, produrre un lavoro che ci racconti come stanno i delfini, come vivono, se soffrono, se subiscono e quanto subiscono il peso antropico dell'uomo che vive e frequenta il mare, anche lui, per pescare. Il mare nasconde un'infinità di biodiversità, di vita. Cerchiamo di rispettare il mare, salvaguardiamolo, consentiamo alle generazioni che ci sono e a quelle che verranno di godere della bellezza del mare, di tutti i suoi contenuti, sviluppando un interesse, un piacere per il mare, per la sua bellezza. Sicuramente potremo anche salvaguardarlo di più. Il mare ha bisogno di essere salvaguardato. È dal mare che è uscita la vita. Ma questo è un omaggio a quello che ho detto allora. No, aspetta, ma dai, ma è impossibile.